Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato e al comando si lancia Fackelfin. Numero 6, Flying Jet, squalificato. Per Flying Jet. E deve ancora... Numero 2, Forever Horse, squalificato. Fackelfin che invece è respinto da Fly Matto, debuttante di Antonio Di Nardo, che decide di correre al comando. Cerca di accodarsi Fackelfin davanti a Fantastica Caff, mentre al largo era rimasto Fulmine SM, che poi si adegua in quarta posizione. Segue molto più indietro Felix SBI, mentre sono fuori corsa sia Flying Jet che Forever Horse. Tanto 31,9 per i 400 e 600 iniziali che se ne vanno in 49,2. Fly Matto continua la sua corsa di testa senza aumentare la velocità per il momento. Si va a passo di caccia con in seconda posizione Fackelfin davanti a Fantastica Caff, e quindi Fulmine SM cerca di ricongiungersi visto l'andamento lento. Anche Felix SBI. Intanto se ne va il chilometro iniziale in 1:23,7. A questo punto muove dalla terza posizione Fantastica Caff, che avanza gradualmente, prova a seguirla Fulmine SM, manca un giro alla conclusione, il parziale ancora di tutto comodo in 16. Fantastica Caff arrivata a ridosso di Fly Matto quando siamo sulla piegata di destra. 600 alla conclusione, parziale in 15,6, gradualmente si comincia ad accelerare, a contatto rimane Fackelfin, mentre Fantastica Caff prova ora l'attacco a Fly Matto che ora accelera decisamente. La frazione più veloce probabilmente della corsa e finisce di galoppo, 14,8, finisce di galoppo Fantastica Caff, e così in testa Fly Matto nei confronti di Fackelfin, terza posizione, ma sbaglia Fulmine SM, e così Felix SB si ritrova terzo davanti a Fantastica Caff rimessa in retta d'arrivo. Fly Matto continua nella sua azione. Numero 5, è attaccato al largo SM, però da Fackelfin nelle battute conclusive passa per vincere sullo stesso Fly Matto, mentre al terzo posto finisce Felix SBI, ma vittoria per Fackelfin che Giorgio Cassani porta al successo dopo alcune buone prestazioni. E trova in crisi nel finale il debuttante Fly Matto, lo piega nettamente, mentre al terzo posto finisce Felix SBI. Di galoppo la favorita Fantastica Caff ai 500 finali. Il successo quindi primo in carriera per Fackelfin, Giorgio Cassani in sediolo e al training e anche alla proprietà.